Buonasera e benvenuti alla presentazione della raccolta di racconti di Andrea Cremintini, Mai al sicuro. Andrea è qui accanto a me e gli voglio chiedere subito una domanda relativa al titolo, perché sono sì molti racconti, però hanno tutti un filo conduttore che in pratica è l'umanità e l'insicurezza che si ha sia nel vivere in questo mondo, ma anche nel modo in cui poi i racconti sono scritti emerge questa insicurezza di fondo. È una insicurezza che l'uomo ha adesso oppure magari ci convive da quando è nato l'uomo? Allora, l'insicurezza senz'altro c'è da sempre nell'umanità e credo sia un elemento fondamentale per la crescita dell'essere umano. Il non sapere lo porta comunque a scoprire, a farsi domande e quindi a crescere. Il titolo appunto è Mai al sicuro perché questi racconti hanno come filo conduttore il fatto di lasciare sia il lettore che i protagonisti stessi come dire, Nel dubbio. esatto, nel dubbio e quindi non dare mai certezze su ciò che accade, ciò che può accadere, quindi non si sa mai ciò che è reale e ciò che non lo è, ciò che avviene nella fantasia o solo Nella realtà. Era un bravo ragazzo. La follia riempiva già la sua mente, ma finora non era mai riuscita a prendere il sopravvento. Ricordo che le emozioni iniziarono a fargli crescere un nervoso, un odio verso ogni cosa che sentiva, ogni cosa e persona. Forse avete provato anche voi questo malumore che abbatte me in questo momento. Mi ritrovo davanti a un libro che sfoglio sbagliatamente e che non ho intenzione di leggere. Non c'è nessuno in casa, se non il silenzio. I miei genitori sono al lavoro e non ho fratelli, o almeno non ce li ho più. Una volta c'era un dolce bambino che si aggirava qui dentro. Veniva a mettermi il sorriso mentre studiavo e spesso lo sgridavo perché non mi doveva disturbare. Aveva soli 2 anni in meno di me, ma io ero per lui qualcosa di più che un fratellone. Ero un esempio, una guida e allo stesso tempo un protettore. Insomma, all'interno della raccolta ci sono varissimi racconti. Innanzitutto, per esempio, Andrea ha questo anche elemento surreale e onirico che a me piace parecchio. C'è anche un altro racconto che è Viaggio tra le note, è bellissimo perché lui con un sottofondo della musica racconta dell'incontro anche surreale con vari personaggi particolari. nasce appunto, la musica fa nascere questo racconto, quindi anche elementi musicali si ripetono nel racconto e danno ritmo al racconto stesso. E quindi ogni racconto poi ha degli elementi particolari che li contraddistingue e ogni racconto è diverso per questo motivo.